Alicante ha fatto la sua partita, Buonasera e benvenuti allo Stadium Panormus per affrontare un'altra partita. Questa volta sarà di Under 15 tra Panormus e Athletic Club. Aspettiamo i giocatori adesso scendono in campo. Aspetta adesso il fischio dell'arbitro per dare inizio a questa sfida tra giovanissimi Under 15 Athletic Club Panormus. Siamo pronti? È iniziata, possesso Athletic Club. Possesso Athletic, subito testa verde. Va vicino a Panormus, zitto. Anche questo pallone, rimpoggia di nuovo zitto. Lo scambio, palla che esce fuori. Rimessa laterale per la Panormus. Anzi, scusate, Athletic Club.
Palla che scorre via, testa verde chiude, dentro gioca vicino, parte da dietro il giocatore dell'Athletic Club, anticipa poi bene il numero 11, allarga questa palla a destra, fermato. D'Amico, si scontrano i due, ancora D'Amico, gioca bene questa pallone sulla destra, prova a centrarsi, ancora D'Amico, vuole provare a calciare, gioca vicino al numero 10, ma palla per il numero 7, per Malfitano. Si lotta da quella parte del campo ed è rimessa dall'Athletic. Flavio, la linea non ti interessa l'uomo. Testa verde. D'Amico chiude. D'Amico in possesso del pallone, gira bene il pallone, giocando da Pennacchio. Gioca dietro da Losicco che vuole provare ad andare. Va bene, Viscio, un po' più vivo, Albi. Palla che esce fuori, rimessa dal fondo Athletic. Albi, alziamo un po' la voce, siamo mosci, proprio mosci. L'uomo Nino. Possesso Athletic. Diceva bene il capitano testa verde. Poi palla lunga, attenzione perché può partire il contropiede, c'è contatto, l'arbitro lascia giocare. Confusione in mezzo al campo. Losicco, allarga destra per Scafidi che vuole provare ad andare via. Scafidi allunga il campo, non riesce fermato Losicco, poi in mezzo a due, D'Amico, la finta di D'Amico, può provare il destro, ancora D'Amico, dentro il destro! Subito pericolosa la Panormus. Palla che esce fuori, è rimessa dal fondo per l'Athletic. Attenzione perché c'è un errore incredibile dell'Athletic Club in fase difensiva. Panormus poteva imbucare già Zito Manel, appoggia in mezzo, D'Amico mette giù, ancora D'Amico possesso Athletic, riparte dietro, poi Zito accompagna il pallone fuori, rimessa laterale Panormus. Marchi, forte, stiamo dormendo, raga, forte. Di tacco Cavallaro, prova ad andare via il pallone, testa verde con il petto, mette giù e poi allarga per D'Amico, non riesce a controllare il pallone, di testa, chiude Ghetti, di testa poi Scafidi, possesso per Sanchez, vuole andare, palla D'Amico che vuole calciare, ma allarga bene questa palla per Scafidi che tenta poi di andarsene via col tacco ma viene fermato. Poi Losicco arriva in velocità, c'è contatto, l'arbitro lascia giocare, palla lunga, perde il possesso la Panormus e sarà palla per l'Athletic Club. Losicco di testa, Sanchez recupera questo pallone, ottimo Pennacchio, tenta lo scambio col compagno, ancora Pennacchio, entra dentro l'area Pennacchio, serie di rimpalli, la palla là, Pennacchio in mezzo, palla che va in calcio d'angolo per Sanchez, che si è stata tolta l'occasione da gol da davanti i piedi. Gabri! Ed è calciandolo Panormus. Gabri! Gioca vicino, Cavallaro, è buono scambio tra i due, poi può andarsene ancora sulla profondità del campo. Cavallaro mette in mezzo questo pallone forte, palla ancora per la Panormus, non riesce Athletic a spazzare via questo pallone, palla che esce, rimessa da per la Panormus. Losicco batte con le mani, lunga per Sanchez, appoggia per il compagno Scafidi, poi ancora Scafidi, riesce a passare, c'è contatto, si è fatto male Scafidi, l'arbitro dice che è tutto regolare, si è rimessa al fondo Athletic Club. Interrompe il gioco direttore di gara. Questa è la nostra, la seconda, perché abbiamo avuto la seconda che è il 12°. Il club che opta alla costruzione dal basso, pressato però da Sanchez che recupera il pallone, va via Sanchez, chiuso da 3, spazza via il difensore dell'Athletic, poi mette bene giù,
giocando col compagno, cerca l'1-2 ma chiude bene Zito. Rimessa per l'Athletic, botte lunga, Zito con le mani, tunnel del capitano Testa Verde, poi D'Amico, si è abbattuto Testa Verde, poi palla ancora per Malfitano. Malfitano mette in mezzo questo pallone, arriva il numero 11 Scafidi, non riesce a imbucare la rete, palla che esce, sarà rimessa dal fondo per l'Athletic Club. Subito pericolosa la Panormus, gioca in avanti, spazza via il pallone, laterale per la Panormus, battuta con le mani, attenzione a Cavallaro che non arriva sul pallone, c'è D'Amico che temporeggia, passa questa palla a Testa Verde, poi prova a contestare l'avversario, palla troppo larga, rimessa laterale per la Panormus, Zito alla battuta, gioca vicino ad D'Amico, Zito, poi sbaglia qui l'appoggio, contropiede Athletic, palla lungolina, vuole provare ad essere Athletic, riesce a chiudere perfettamente in tempo Borletti, dice di no, è stato il club che si rende pericoloso. Laterale lunga, battuta e buono il controllo, riesce a spazzare via, attenzione che la palla rimane lì, ancora Athletic Club in possesso, ma poi chiede ancora a Borletti, poi tenta il destro, deviato, la palla rimane lì, col sinistro appoggia al compagno, arriva la prima rete dell'Athletic Club, 1-0, prima occasione da gol, subito presa al volo dall'Athletic ed è 1-0 per gli ospiti di questa partita. Serie di rimpalli in area di rigore, qui la difesa della Panormus si è addormentata. Per adesso questo è il risultato, 1-0 al quasi 10 minuti di gioco. Spazza via il supplementare Athletic, mette giù con l'esterno, alza un campanile al centrocampo, prova a metterla giù col petto, poi D'Amico prova ad anticipare, ancora Athletic Club in difesa, alza un altro campanile, Scafidi, viene rimessa per l'Athletic, attenzione perché liscia qui il giocatore dell'Athletic, si crea confusione lì in mezzo al campo, con uno vuole andare via, riesce ad andare via, c'è la trattenuta, l'arbitro fischia, forse vuole punire il signor Zito, l'arbitro fischia soltanto, si accorge punizione per l'Athletic. Alza un ottimo campanile per l'attaccante dell'Athletic che può provare il destro ma chiude benissimo Lo Piparo che dice di no, poi Zito spazza via il pallone, vuole arrivare Cavallaro, attenzione perché si crea confusione lì adesso, tutti a pressare su questo pallone anche sulla sinistra, quella che va troppo larga, non arrivano i compagni in casacca, è rimessa delle già battuta dalla Panormus. Così con la battuta Sanghez prova anche l'acrobazia, la palla rimane lì, altra rimessa laterale per la Panormus, batte lunga Sanghez, la palla, attenzione dentro l'aria, poi Lo Sicco mette in mezzo forte, non ci arriva nessuno dentro l'area di rigore, la palla che scorre, forse c'è stata una deviazione di giocatore dell'Athletic Club, riesce a spazzare, Cavallaro non riesce a prendere il pallone, Zito vuole provare a fermare l'avversario, ma arriva D'Amico che rientra e salta bene l'uomo, ancora D'Amico, gioca vicino al compagno, vuole andare, scambio tra i due, D'Amico, dove il passaggio sulla sinistra a Scafidi, palla in mezzo, dice che non c'è nulla, sarà ancora rimessa tra la Panormus che sta attaccando di più rispetto ai precedenti minuti di gioco. Zito, rimessa laterale, battuta per Sanghez che appoggia al compagno Scafidi che prova a metterla in mezzo ma viene fermato
spazio del pallone, c'è D'Amico su questo pallone che di prima la mette in mezzo, la palla rimane lì, non c'è nessuno in maglia rossa nell'area di rigore avversaria. Si ripartirà adesso, rimessa laterale per l'Athletic Club che può respirare. Ancora Panormus in possesso del pallone. Pennacchio che preferisce ripartire dal portiere. Capitano gioca zitto, chiede calma ai suoi compagni. Zitto in mezzo a due, prova a passare, gli viene tirata la maglia, si scordina il portiere, il portiere di gioco. Rimessa battuta D'Amico, testa verde, riparte dal portiere da Lopipro, spazza via, attenzione possesso Athletic. Adesso Sanghez recupera la palla al centrocampo, Losicco può sgambare, Losicco ha le capacità per farlo. Si vede soltanto una rimessa laterale per l'Athletic Club. Sicuramente il capitano della Panormus, già battuta di testa Pennacchio, poi spazza via, testa verde, palla che rimbalza in mezzo al campo. D'Amico di testa, palla per Malfitano, attenzione perché rischia qualcosina qui la difesa dell'Athletic Club. Spazza via il difensore, si è rimessa laterale per i padroni di casa. Il possesso di palla in mezzo, il portiere esce la fa sua. Il cross di Malfitano, poi lo si conclude. D'Amico vuole provare, D'Amico si accentra, D'Amico il destro fermato, poi Pennacchio riparte da Losicco con molta calma, gioca vicino per il numero 5 Borletti che gira per Zito, prova ad andare via, fermato dal terzino dall'esterno, vuole provare ad andare via contro l'Athletic Club. Palla lungo linea, allarga bene il gioco sulla sinistra, il portiere che riesce il tempo, ottima la chiusura di Borletti a evitare questo contropiede per chiudere questa azione pericolosissima dalla parte dell'Athletic Club. Battuta laterale in mezzo, la palla rimane lì, attenzione perché sono girati ma c'è D'Amico che riesce a proteggere il pallone, esce D'Amico, palla al piede, spazza via questo pallone per il numero 11 Scafidi, esce bene il portiere e chiude, poi il capitano mette giù, D'Amico non riesce a proteggere il pallone, Losicco che non arriva in tempo, possesso Panormus ancora, errore dell'Athletic Club, è un 4 contro 4, chiede la palla lungolina, vuole provare il destro, fa la finta, c'è contatto lì, ma l'arbitro lascia giocare. Era ottima l'idea di Scafidi, poi Zito, passaggio lungolina fermato dall'avversario. Zito, D'Amico, ancora Zito, ancora D'Amico, prova a girarsi, tenta la finta e rientra, poi c'è un rimpallo, favorisce Zito, mette in mezzo col sinistro, la palla rimane lì. Ancora Sanghez riesce a girarsi col sinistro a calciare, ma poi arriva Losicco che alza troppo il pallone, palla che esce rimessa dal fondo. Pericolosa la Panormus che tiene la maggior parte del tempo la palla rispetto all'Athletic Club, l'Athletic Club che ha sfruttato bene l'occasione del primo gol con un contropiede. Battuta la rimessa al fondo dell'Athletic Club, attenzione perché può andare Cavallaro con un sombrero, Cavallaro la palla si allunga, poi non si capisce con il compagno, ma ottima l'azione di Cavallaro. Adesso Longolini arriva a testa verde a chiudere di testa, Zito che non riesce, finta doppio passo, Zito c'è il contatto, la palla forse sarà rimessa laterale dell'Athletic invece della... oh sì, sarà proprio dell'Athletic Club la rimessa laterale. Battuta vicina, chiude D'Amico, può andare via in contropiede D'Amico, allunga bene D'Amico il campo, va via D'Amico, prova a giocare col compagno, non riesce a capire l'intenzione Malfitano ed è rimessa laterale ancora lì davanti per la Panormus. Zito, lungolina per Cavallaro, riesce con fortuna con la palla di via tre piedi, sarà calcio d'angolo per la Panormus. 1-0, 15 sul cronometro, altrimenti alla fine del primo tempo. Ale! Cavallaro alla battuta, mette raso terra questo cross,
palla che si impenna, spazia via il difensore Athletic Club, rimessa laterale, anzi no, ancora calcio d'angolo per l'Athletic, anzi per la Panormus, scusate. Cavallaro batte, altro cross e rasoterra sul primo palo, rimessa laterale ancora l'Athletic, Panormus, scusate. Zito alla battuta. D'Amico si va a prendere il pallone, si gira D'Amico, stava per calciare, poi Pennacchio. C'è forse un tocco con la mano. Calma. E arriva il calcio di punizione per la Panormus. Viso. Posizione pericolosa. Questo calcio di punizione. Vediamo chi andrà a battere questo calcio di punizione. Andrà il numero 11 Scafidi a quanto pare. Scafidi col sinistro, prende la rincorsa, Scafidi dritto sulla barriera, poi vuole provare ancora il sinistro, la palla di Rimanelli, c'è un altro contatto, l'arbitro questa volta lascia giocare contro Ped Athletic, ma la Panormus in superiorità numerica, lo Sicco recupera, palla dentro in mezzo, deviato il tiro e palla che arriva nella mano del portiere. Pazza via, Zito di prima per D'Amico, si ritrova ancora la palla dai piedi. Gira per lo Sicco, che vuole provare ad andare, palla in mezzo, fermato, spazza via. Possesso ancora Panormus, la palla è uscita, rimessa laterale. Lo Sicco l'ha battuta. Eccolo qui che può andare Cavallaro, si ritrova la palla in mezzo ma si riesce a creare un'ottima azione da gol adesso per Malfitano che riesce a rientrare. Poi Zito di prima intenzione mette in mezzo, anticipato dall'avversario. Poi Zito combatte e recupera, finisce rimessa laterale Malfitano. Zito in mezzo per Sagnez che la spizza di testa, palla che esce, rimessa al fondo per l'Athletic Club. Spazza via il pallone, andare Zito a anticipare, ma c'è il capitano testa verde, ancora Zito di prima per Malfitano che non ci crede e non arriva su questo pallone. Zito anticipa per l'avversario, poi Malfitano trova Sagnez che prova a girarsi e viene chiuso, testa verde di testa per D'Amico che prova a calciare largo, rimessa dal fondo. Dobbiamo giocare. Attenzione perché qui la difesa non è riuscita a prendere questo pallone, ma lo si è riuscito a recuperare e riparte dallo Piparo. La Piparo col sinistro spazza via, troppo laterale, ma lo si la tiene in campo. Adesso Pennacchio gioca su Borletti, Lo Sicco vuole andare via Lo Sicco, gli rimane la palla tra i piedi, preferisce scaricarlo al compagno, riesce ad entrare bene con l'ultima azione il numero 11 qui della Panormus. Ancora Scafidi, poi tunnel di Scafidi, riesce a passare, palla per Cavallaro che gioca per Sagnez, il sinistro di Sagnez, poi arriva la ottima parata del portiere dell'Athletic Club, prova a giocare poi su Rimorchio, ma Athletic Club che riesce ad uscire, attenzione perché l'arbitro lascia giocare, poi parte il destro, sul fondo D'Amico, un po' antisportivo qua D'Amico, La metti fuori. ma dovete lasciare giocare, forse intendo rimettere il pallone fuori. Ma no, ha bisogno di sostegno. Se è 50 metri, dove la palla lì, vai subito a sostegno. Albi. Rimessa al fondo battuta.
Testa Verde su ogni pallone, palla per Scafidi, tenta insomma c'è un tocco con la mano, infatti arriva il calcio di punizione per la Panormus, la posizione defilata. Matti, resta. ...20 sul cronometro, altri 15 prima della fine del primo tempo. La porta sempre lui con sinistro Scafidi, batte in mezzo questo pallone, alza benissimo, calcio d'angolo per la Panormus che sta attaccando. Biscio! Mettila, Albi! Ok. Calcio d'angolo, battuto, ottimo il cross di testa, arriva D'Amico, poi con il destro la palla rimane lì, si divora un gol Borletti, rigore in movimento, veramente non si aspettava la palla gli arrivasse lì davanti, Pennacchio arriva di testa, Losicco, può andare via, Pennacchio non riesce a anticipare l'avversario, lo stesso Athletic, palla a lungolinea, vi arriva Borletti e chiude bene ancora Borletti, Losicco, serie di rimpalli che favorisce l'Athletic Club, Borletti con calma gioca adesso a Cavallaro, di prima per Sagnez che si gira per Scafidi che vuole provare a mettere questa imboccata per Sagnez, arriva l'1-1 della Panormus, grandissima occasione da gol creata da tutta la squadra della Panormus, ottimo anche il lavoro di Sagnez in posizione del pallone a girarsi, appoggiare il compagno, poi andare sulle spalle della difesa avversaria dove trova anche lui il gol dell'1-1 e pareggio tra Panormus e Athletic Club, partita abbastanza equilibrata fino adesso, a 20 minuti di gioco. Tanta voglia di Sagnez di giocare, ma trova il lancio adesso l'Athletic Club, Losicco vuole chiudere col corpo, riesce a spazzare, Pennacchio perde il tempo, lo stesso Athletic è solo il destro, per dare attenzione perché si trasforma in un passaggio. Allora Piparo la fa sua, palla al capitano Testa Verde, D'Amico su Zito, c'è Lungolini il compagno, palla che va rimessa laterale, Zito la battuta, Lungolini per Cavallaro, l'arbitro fischia chiedendo di battere questa laterale più indietro, ha avanzato troppo col pallone tra le mani. Altro richiamo verbale dall'arbitro numero 2. Lungolini a Zito per Malfitano, Pennacchio mette giù il pallone, si fa anticipare, lo stesso Athletic, un buco in mezzo a questa palla, poi Zito, ottima la chiusura, riesce a passare anche in mezzo a due, Zito lungo il pallone, passaggio Lungolini, fermata, arriva Testa Verde che la spazza via, Cavallaro lascia scorrere il pallone, poi Testa Verde di testa, D'Amico mette giù e copre con il corpo, serie di rimpalli, la palla rimbalza, rimane lì, ancora D'Amico con il corpo a proteggere, spazza via Testa Verde, è sempre lì la palla, arriva il calcio di punizione forse per Athletic Club, c'è una spinta con la spallata da parte del numero 8. Sinistro, vado a battere, vai. Tira bene, Tony. Calcio di punizione per l'Athletic Club. Tony, non troppo. Tira fuori. Massi appena tira la portiere. Massi.
portiere, subito! Appena tira. Prende la rincorsa, tenta il sinistro, alza un ottimo pallone. Ha fatto un bellissimo gol qui. Ragazzi in casacca da parte dell'Athletic Club su punizione. Che allunga sugli avversari 2-1. Splendida, la punizione è battuta. Riallunga l'Athletic Club di un gol la partita a 10 minuti alla fine del primo tempo. 2 occasioni da gol per l'Athletic, 2 occasioni sfruttate nel miglior modo possibile. Cavallaro preferisco giocare vicino, testa verde, riparte a Lopiparo, spazza via il pallone. Pennacchio mette bene giù il pallone, va lungolina da Losicco, la palla esce, rimessa laterale per l'Athletic Club. Torna dietro. Rimessa laterale di testa Burletti. Borletti, scusate. Adesso va via lungolina, gira tutto il pallone da parte del numero 7 Malfitano, che viene anticipato. Rimessa laterale per la Panormus. Rimessa laterale D'Amico, gioca vicino a Cavallaro, che gira questo pallone dall'altra parte per il numero 11 Scafidi, che riesce a passare. Il club spazza, testa verde ancora su tutti i palloni, di testa non arriva Scafidi, poi calcia disperatamente Pennacchio, quella che si alza di troppo. Rimessa dal fondo per l'Athletic Club. Rimessa dal fondo, tutta dall'altra parte. Zito che vuole proteggere il pallone, ma riesce a essere Athletic. Poi Zito, ottimo intervento, a dire di no all'esterno dell'Athletic. Alla battuta c'è l'altra palla in campo, prende il destro. Testa verde, spazza via il pallone lungolina, ottima la palla per Malfitano, che può andare via. Malfitano allunga sulla fascia, vai via Malfitano, si accende dentro il campo. Malfitano egoista qui, Malfitano, che poteva sicuramente metterla in mezzo per Sanghez, che infatti si arrabbia con il compagno. Tiro velleitario, quello di Malfitano, che non impensierisce il portiere. Messa a fondo a battuta, palla lungolinea, esce fuori rimessa laterale. Losicco, messa laterale Panormus, Losicco subito a battere. Cavallaro va via per Sanghez, poi di testa Cavallaro a cercare il compagno Scafidi, si alza ancora il pallone, poi si prende la rimessa laterale a favore, già battuta Losicco, poi tenta il destro da lontano, sarebbe più un cross quello di Borletti. Capitano che chiede ai suoi di restare alti. Zito di testa verde, preferisce mettere la palla rimessa laterale. Tutto rimessa laterale, lascia giocare l'arbitro. D'Amico lungolinea, rimessa laterale Panormus. Zito la battuta, Cavallaro poi 2 volte prova a tenere la palla in campo, non ci riesce. Rimessa laterale ancora Athletic Club, spazza via Zito, di prima intenzione a cercare la punta,
Attenzione perché qui la palla riesce a passare. Pennacchio. Tiene il pallone. Cavallaro. C'è campo per andare. Preferisce giocare a Sanghez. Ottima la finta di corpo. Poi con il sinistro. È arrivato il gol di Scafidi. Ed è 2-2. Panormus Stadium. Tra Panormus Athletic Club. Fantastica la formazione, anzi la giocata di Sanghez che manda al bar il difensore centrale. Poi trova un ottimo passaggio per Scafidi che col suo sinistro cerca il secondo palo e lo trova. 2-2 il risultato a 5 minuti allo scadere del primo tempo. Palla al monte in mezzo al campo. Partita equilibratissima stasera. Cavallaro preferisce giocare dietro dalla Testa Verde. Siamo l'imbucata in mezzo, poi Cavallaro di prima, ottimo l'appoggio, vede amico, gira tutto il pallone da parte di Scafidi, vede lo Sicco in sovrapposizione, ottima la palla, forse troppo centrale, anziché allargarla, sarà rimessa laterale per la Panormus, Sicco alla battuta, Sanghez controlla male, poi arriva in protezione il difensore, rimessa dal fondo per la Panormus, anzi per l'Athletic Club. Gabrinino! Spazza via, la rimessa dal fondo. Perché arriva, attenzione perché qui si crea un 3 contro 3. Riesce a passare questo pallone in attacco all'Athletic Club. C'è Testa Verde, il capitano vuole a chiudere, ma ottima anche la diagonale qui di Borletti, Testa Verde, gioca vicino al numero 7 che la tiene in campo. Anzi no, dice che è fuori. E torna dietro. Dagliela. Va vicino, torna dietro. Questa non è battuta. Per girarsi gioca vicino, ma riesce a anticipare per il pallone. Pennacchio gira per Sanghezzi di prima. Cavallaro appoggia il pallone per D'Amico che è d'esterno. Ha provato a fare girare il pallone, non ha trovato la traiettoria che voleva, essere rimessa per l'Athletic Club. Alza il campanile, zitto di Testa. C'è solo su questo pallone, arriva Testa Verde che con molta tranquillità cerca il compagno lungo la fascia sinistra. La palla va fuori e altra rimessa laterale per Athletic Club. Stesso Panormus, Pennacchio, palla all'11 che vuole provare adesso, trova bene il passaggio per Sanghez non ci arriva, palla spazzata via, è rimessa laterale. Sicco a battere in mezzo questo pallone, la palla rimane in aria, ci vuole credere Scafidi, protegge il difensore che aveva capito che c'era stata la direzione della squadra rossa, ma attenzione perché l'arbitro qui fischia un errore, mi sa, e dalla rimessa dal fondo all'Athletic Club. Senza parlare con l'arbitro. Nino! Messa al fondo regalata all'Athletic Club da parte dell'arbitro. Ecco Scafidi di testa per Sanghez che prova a mettere giù il pallone, poi preferisce il difensore spazzare via il pallone, sarà rimessa laterale per la Panormus. La tua rimessa laterale, trova la testa avversaria, lo Sicco cerca di mettere di nuovo in mezzo, allungata, c'è la diagonale di Borletti. Questa non è già battuta. Sicco alto, messo in mezzo al campo, spazza via, mette bene giù l'esterno dell'Athletic Club. Attenzione a Malfitano che può andare serie di rimpalli, quello che va dalle mani del portiere. 35 sul cronometro. Testa Verde di testa 2 volte per Zito. Attenzione perché può crearsi un contropiede, non arriva l'esterno dell'Athletic Club. Si è rimessa laterale per la Panormus, già battuto. Testa Verde
alza la palla per l'esterno, Zito non riesce a chiudere, poi tenta il numero, Zito spazza via il pallone. Fare queste cose! Oh, Cardano! Come lo fai? Non è nostra, Cardano! È nostra! Oh! Rimessa dall'Athletic Club, Guarina! battuta sopra Zito, Oh! palla a centrocampo, alza il campanile per la punta, di testa, attenzione perché trova l'avversario qui, Borletti, poi mette in mezzo il pallone, ma Borletti recupera l'errore che ha fatto prima. La palla rimane ancora nella fase d'attacco dell'Athletic Club, spazza via Losicco, ancora serie di rimpalli, il Zito poi spazza, ma trova ancora una volta l'avversario. Poi D'Amico, se lunga il pallone, riesce a controllare meglio l'Athletic Club, deve uscire il portiere e farla sua, non esce sicuro qui, ma Zito evita il calcio d'angolo e mette rimessa laterale. Rimessa tra la battuta, giocata vicino sulla sinistra, Losicco anticipa, poi protegge col corpo, Peschiera, rimessa laterale. Torna dietro, Pizzo! 37 minuti di recupero, attenzione che la spazza via, attenzione al contropiede, Sanghez vuole provare adesso la Palermus ad affondare, alla fine di questa partita rientra bene qui Scafidi che parte in contropiede, gioca vicino a D'Amico, gioca vicino a Cavallaro che imposta il gioco, gira bene la palla a destra, sbatte sull'arbitro, ma l'arbitro lascia ancora giocare, Pennacchio, Scafidi prova ad andare via sulla fascia, riesce Scafidi a passare, va via Scafidi, si allunga ancora il pallone, la palla rimane lì, la tocca, rimessa dal fondo. Signore! Finisce il primo tempo di questa partita al 37esimo minuto di gioco, risultato di 2-2, partita abbastanza equilibrata, scazzottata da una parte, scazzottata dall'altra. Ci vediamo tra pochissimo per questo piccolo break di 10 minuti. Ha fatto la sua partita, ci ha colpiti nel sonno, perché quando prende un gol a un minuto e 40 secondi, così come è successo domenica scorsa, solo domenica scorsa siamo riusciti a ribaltare, questa volta insomma, abbiamo subito l'onta di qualità che ha indicata nelle varie zone del campo, quindi anche il secondo gol insomma un po' fortunoso per via di un infortunio del nostro portiere, ma ripeto, non ho nulla da togliere ai meriti del Licata. Potevamo entrare in partita con il calcio di rigore che insomma non è entrato, ma fa parte anche questo del gioco, quindi siamo rientrati in partita troppo tardi, quando già come dire, le situazioni si erano un po' stabilite a favore del Licata, però va bene così, dobbiamo imboccarci le maniche, dobbiamo capire sempre che insomma siamo una squadra che deve lottare, deve come dire, conquistare metro dopo metro, non dando mai all'avversario la possibilità, specie come quello di oggi, a cui non va dato assolutamente nessun tipo di vantaggio. Avete aperto una pagina importante del calcio siciliano, non solo, perché ora è stata una squadra che credo che abbia dettato, insomma, abbia cambiato anche il modo di vedere il calcio, con Zeman prima, poi con gli allenatori fino a Papadopoulos, successivamente, poi la scalata finale della Serie B credo sia stata la giusta consacrazione per un ciclo che credo sia ripetibile. Poi personalmente devo dire che ho avuto l'onore e la fortuna di giocare l'ultimo anno in cui il Licata stava ai professionisti, un derby l'1 maggio del 94, nel quale ero in campo con Enzo Campanella, con Mimmo Giacomaro, dall'altra parte del Licata c'erano insomma Zangara e Gonzaga, Pippetto Romano, insomma diciamo sia mezza squadra di quel blasone a cui facevo riferimento, che ripeto rimane unica, rimane un punto di riferimento sicuramente che ancora stentano le società a imitare.
perché quello che ha fatto Zeman, quello che è successo qui a Licata, insomma, può accadere ovunque. Zeman poi l'ha fatto a Foggia, poi insomma nelle grandi società non ha potuto ripetere queste cose, però ripeto, il sistema calcio a quei livelli ha altre leggi, altre situazioni, poi rimane questo fantastico ciclo, di cui Enzo è stato uno degli artefici. Non so dove finiscono i nostri demeriti, iniziano i meriti Licata e viceversa, nel senso che c'è un filo sottile che fa da spartiacque, quello che dopo il gol da 1 minuto e 40 secondi, ripeto, quello ti taglia le gambe, anche perché ti fa saltare un piano gara che per noi, ripeto, io fino alla fine ho giocato con 4 attaccanti, quindi non sono venuto qua per difendermi, per difendere poi cosa, perché se ti difendi una squadra come Licata ti rindane nella tua metà campo e rischi di... Dovevamo ecco, tenere un po' più duro, cercare di non subire così come abbiamo subito quel passivo di 2 reti, ma ti ripeto, fa parte del calcio e poi potevamo, come ho detto poc'anzi, riprendere la gara. Vedo, i ragazzi hanno dato tutto, hanno dato tutto quello che potevano dare. E naturalmente poi di fronte abbiamo un avversario di elevata caratura e quindi con questo bisogna fare i conti. Ripeto, non averla aperta al primo tempo è stato un peccato perché abbiamo assistito a una bella partita, ma tutto sommato, ripeto, non credo che il pubblico si stia annoiato. Poi insomma che noi non siamo molto contenti, questo è ovvio, il risultato ne testimonia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, non dobbiamo mai tirare remi in barca, ma qualsiasi sia il risultato. Naturalmente, ripeto, venire qua dopo neppure 2 minuti andare sotto è difficile poi riprendere il battere della matassa, ripeto. Poi ci abbiamo tentato, Cristian ha annunciato, ci aveva tentato anche nel primo tempo, il rigore, come ha detto, poteva cambiare tutta la partita. Ripeto, dobbiamo lavorare per essere sempre a squadra, per essere sempre sul pezzo e capire che dal sacrificio, dalla lotta di ogni centimetro, io parlo sempre dei primi 5 centimetri e degli ultimi 6 secondi che sono fondamentali per ogni sport, ma nel calcio in particolar modo, perché arrivi prima dell'avversario e finisci dopo di lui. La Mistretta veniva da un periodo nel quale aveva recuperato qualche piccolo acciacco, probabilmente oggi insomma, c'è stata una brusca frenata, una caduta, ricaduta, non saprei come definirla, perché poi fondamentalmente stretto i denti domenica scorsa, in settimana abbiamo tentato di recuperarlo nel migliore dei modi, pazienza, in settimana cercheremo di recuperare un po' tutti, anche 111 ha avuto un risentimento muscolare. Ripeto, finora ci è capitato ben poco sotto questo punto di vista, dobbiamo prenderne nota. La fatica, il viaggio sicuramente sono cose che, la tensione, sono cose che pesano nell'economia psicomotoria di un calciatore, quindi questo credo che ne faccia parte per quanto riguarda Centozzo. Per quanto riguarda Mistretta valuteremo le sue condizioni, speriamo che possa riprendersi quanto prima. Terminata con il risultato di 2-2 la prima sfida in campionato in casa per il mister Palermo, seguito con il mister Cappello che salutiamo. Salve a voi. E chiediamo subito, mister, un pareggio arrivato agli ultimi 20 secondi, c'è un po' di rammarico? Ma guarda, queste partite si possono anche perdere perché non è stata una prestazione oggi ottima, eravamo un po' sottotono, quindi quando ci mette un po' anche la sfiga, perché potevamo fare il 3-1, abbiamo preso un palo a 35 secondi o 40 alla fine e poi prendiamo il 2-2. Questo sport è anche bello per questo, quindi, ma non abbiamo fatto comunque una buona partita, quindi mi tengo diciamo, stretto il punto perché potevamo anche perdere oggi, quindi va bene un punto, ma la prestazione è da rivedere indubbiamente. Dopo il pareggio degli ultimi 30 secondi, poi a 15 secondi alla fine, un'altra ghiotta occasione per gli avversari per vincere la partita con un brutto tiro di Martino. Cosa ha pensato in quel momento? Quello che ti ho detto poc'anzi, che queste partite si possono anche perdere quando giochi così male, quando la palla comunque non vuole entrare. Abbiamo creato tante occasioni ma non abbiamo mai sfruttato l'occasione che abbiamo avuto. Loro comunque sono stati una buonissima squadra in fase difensiva, difendevano bene, ripartivano in contropiede, è una squadra molto organizzata che oggi ci ha dato tanto filo da torcere, quindi merito anche degli avversari se quest'oggi ci siamo portati un punto noi e un punto loro, quindi i complimenti vanno anche a loro. Abbiamo visto un primo tempo sottotono, un secondo tempo invece decisamente migliore. Cosa ha detto all'intervallo ai suoi ragazzi? Ma detto in maniera povera mi sono proprio incazzato perché abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo nell'atteggiamento, quindi ovviamente a fine primo tempo ho dovuto alzare un po' la voce perché eravamo troppo spenti, quindi il secondo tempo siamo diventati un po' meglio, però diciamo che la squadra vista oggi non è quella delle ultime giornate, nelle ultime uscite, quindi c'è qualcosa da rivedere, dobbiamo un pochettino rivedere alcune situazioni, forse eravamo un pochettino scarichi mentalmente, dobbiamo vedere di lavorare perché è un gruppo giovane, quindi ci sa anche fare queste prestazioni.
Dunque, lei parlava di pile e scariche, quindi quanto è importante arrivare alla sosta prima della grande sfida contro l'Adrano per potersi anche farsi un pizzico riposare in campionato? Serve per ricaricare un po' le batterie, anche se non abbiamo giocato in maniera continua, perché ci sono state anche delle soste dopo la Coppa Divisione. Adesso c'è un'altra sosta, poi ci aspetta Adrano e dobbiamo un pochettino fare un po' anche un bagno di umiltà, perché forse ci siamo sentiti troppo belli in queste partite che abbiamo affrontato, quindi dobbiamo un po' rimanere con i piedi per terra e capire che quest'anno sarà dura e come vedete una partita di questa dove magari la vuoi vincere in casa con la Gallinese, poi ti porti un punto e è andata anche bene perché potevamo perderla anche alla fine, quindi dobbiamo fare un po' un bagno di umiltà. Un pensiero sull'Adrano. L'Adrano quest'anno ha alzato un po' l'asticella, ha preso giocatori di categoria, quindi poi conosco molto bene Carmelo Sgoi che ci tiene a fare bene ogni anno, quindi è un gruppo anche loro giovane, quindi è una squadra che secondo me può puntare a vincere il campionato. Mione, sembrava che anche oggi la legge del Matranga stesse per concretizzarsi, alla fine la zampata di un campione, possiamo dirlo come Arken, vi ha negato la gioia della vittoria e di un'altra settimana in testa alla classifica. Sì, però non toglie niente alla nostra prestazione che sarà buona di fronte a una squadra veramente super attrezzata, una squadra forte. Certo eravamo contenti se la portavamo a casa e avevamo fatto una grandissima prestazione difensiva, però penso che tutto sommato pareggio è il risultato giusto che ci può stare. È un pareggio frutto anche della vostra capacità di fare, come dicevo anche durante la diretta, blocco negli ultimi 30 metri, anche nella fase finale del primo tempo, quando è arrivato intanto il palo subito dopo il gol, poi c'è stato anche il palo di Tempesta. È tornata quella capacità da parte del Castellammare che si era vista 2 stagioni fa di compattarsi attorno a quelle figure chiave che sono Adamo, Caronia, Messina. Sì, esatto, quello che facciamo è chiaramente l'assenza di Malik non ci consente di avere un certo tipo di ripartenza, però ho detto ai ragazzi facciamo quello che sappiamo fare, facciamolo bene, il gol può arrivare su situazioni anche diverse e così è stato. E poi è la nostra caratteristica, ci sappiamo difendere bene, l'abbiamo fatto benissimo fino all'ultimo, è chiaro che poi un po' di energia ci è mancata, loro fanno cambi e mettono persone in panchina, insomma, come questo attaccante imponente, per cui diventa anche difficile mantenere l'energia fino all'ultimo minuto. Ci avevamo quasi fatto, credo mancassero 5 minuti alla fine, però non ho niente da rimproverare, sono soltanto contento dei ragazzi oggi. Ecco, so che agli allenatori non piace parlare dei soggetti, dei giocatori individuali, ma la domanda te la faccio lo stesso. Oggi partita, a mio parere, eccellente da parte di Tempesta, a livello anche di qualità nel tenere anche la palla lontano. È quel giocatore che ti sta dando forse quel pizzico di qualità in più che magari viene meno in Messina, che fa magari un lavoro invece un po' più sporco, anche spalla alla porta da punta. Assolutamente sì, e Tempesta ha avuto un impatto così e ora finalmente da 2 o 3 settimane si è calato in quello che deve fare a Castellammare, se lo fa con grande energia e correndo e sacrificandosi, poi la qualità sua è almeno di un'altra categoria, questo non si discute, ma per fare venire fuori la qualità bisogna prima mettersi bene, correre, mettersi a disposizione, sacrificarsi. Finalmente lo sta facendo e credo che prenda anche le soddisfazioni.
Si riparte, iniziando il secondo tempo della partita qui alla Panormus. Calma raga, calma 2-2 il risultato tra Panormus e Athletic Club, partita come dicevo prima molto equilibrata. Vediamo adesso cosa ci regalerà questi 35 minuti del secondo tempo. Cavallaro non arriva sul pallone, spazza via Sanghez, ottimo il controllo, riparte da Pennacchio, poi gira bene il pallone D'Amico, appoggia bene la sponda, gli scafidi di prima per Sanghez che vuole provare ad andare. Sanghez rientra, mette questo pallone in mezzo per Cavallaro che prova a rientrare fermato dal difensore. Poi attenzione D'Amico che controlla il pallone, poi il destro di D'Amico calciato da fuori aria. D'Amico, palla che non impensisce il portiere. Possesso Athletic con scambio delle due, d'esterno messo in mezzo al campo, deve provare a girare tutto, ma tiene bene il pallone, poi arriva ottimo a disturbare Borletti. Si è rimessa a tirare per la Panormus, lo si con la battuta. Nel frattempo 2 i cambi della Panormus perché Sanghez arriva prima di tutti, poi il destro! Ed è arrivato il gol della Panormus che allunga sul 3-2. È arrivato il gol su una disattenzione avversaria, si è addormentata la difesa dell'Athletic Club, così la Panormus sfrutta questa occasione. 3-2 al primo minuto di gioco, ha segnato Lomolino appena entrato al posto di Malfitano. Ha indovinato bene il cambio il mister. D'Amico è scesa una volta mentre dalla Panormus, d'esterno ancora Lomolino, vuole andare Lomolino, trova la palla in mezzo per Sanghez, poi sbaglia il passaggio il capitano Testaverde, tenta il destro da lontano, era più forse un passaggio per Sanghez. L'arbitro fischia, c'è forse un cambio da parte dell'Athletic. A quanto pare sì. Sono stati 2 i cambi della Panormus poco fa. È uscito Sito per Bevilacqua. Veloce Di Lorenzo! Malfitano al posto di Lomolino. Il 2 ed entra il 18. E l'altro che numero hai? 9 ed entra il 20. No, il 16. Esce 9 ed entra il 16. Cambi effettuati, si ripartirà dalla rimessa dal fondo dell'Athletic Club. 3-2, ribaltata subito la Panormus dopo 3 minuti di gioco. Il risultato è questo, palla lunga, stappa bene il pallone, parla per Sanghez, tenta poi il numero, attenzione Cavallaro che di spalle preferisce giocare da D'Amico che di prima tenta il destro ed è arrivato anche il gol di D'Amico, un piattone da quasi metà campo, cioè da 3/4 di campo, imbuca il portiere, un tiro fortissimo e mette in difficoltà il portiere avversario ed è subito 4-2. Rivoluzionata, è scesa la Panormus in questi primi minuti di gioco che mette subito le chiose in caro. Arriva il 4-2 per la Panormus. Su questo pallone un po' di confusione, lo Sicco chiude, passa via Bevilacqua, spazza anche il centrocampo. D'Amico mette bene giù il pallone a terra, Pennacchio chiuso all'esterno, palla avanti, inizia a trovare il compagno, Testaverde centrale verso D'Amico, non trova nessuno invece dei due, palla in mezzo imbucata,
lo stesso Athletic che può andare via dalla parte del centrocampo, ma Lomolino arriva a chiudere. Ancora Lomolino, finta di corpo di Lomolino, tiene ancora il possesso Lomolino, vuole andare via Lomolino, c'è Sanghez Lungolina che se la chiama, può darla però al numero 11, infatti che arriva Scafidi, palla lunga, di prima di metterli in mezzo Scafidi, viene chiuso, sarà semplice rimessa laterale per la Panormus. Andrebbe Bevilacqua a batterla. Rimessa lunga in mezzo alla palla, attenzione, rimane lì il destro! Ottima la parata del portiere che nega la doppietta a Lomolino. Un grandissimo gol, testa verde, poi col petto la mette giù. D'Amico riesce a prendere il pallone, anticipa bene. Qua Borletti che chiude, Sanghez è solo, rientra sul destro, ancora Sanghez, il destro a incrociare, fermato dalla difesa nera in casacca blu. Athletic Club, adesso palla lungolinea, riesce a trovare un ottimo passaggio, atto per tu col portiere, il portiere esce, tenta di farla passare ma arriva in tempo il portiere a prenderla in mano dentro l'area di rigore. Ottima la chiusura di Lopiparo. Adesso D'Amico si fa rubare il pallone dall'avversario, rientra bene l'esterno dell'Athletic Club, c'è in contatto ma l'arbitro lascia giocare. Attenzione perché i due si scontrano, l'arbitro dice si può giocare. Losicco va in contropiede della Panormus, allunga il campo Losicco, ancora Losicco rientra ma la palla rimane lì, riesce a giocare dietro, vediamo se riesce a arrivare a prendere il pallone. Pennacchio non ci arriva, è rimessa laterale per l'Athletic Club. Grazie. Alberto, ma te lo vuoi chiamare che è sempre fuori posizione? È stata la battuta. Lungolinea, Bevilacqua. D'Amico, l'esterno, subito per Scafidi che si fa anticipare il passaggio. La palla rimane lì in mezzo, Pennacchio poi si fa saltare. Contro me Athletic Club, D'Amico che col colpo a spostare l'avversario. Bevilacqua che deve andare in chiusura. Non riesce ma c'è D'Amico a prendere il pallone, Bevilacqua spazza e palla a Pennacchio. Gioca vicino a Scafidi. Scafidi rientra sul sinistro girando la palla in mezzo verso Cavallaro. Che Cavallari in mezzo a due, rientra in mezzo a due. Fantastico la giocata di Cavallaro, ma l'arbitro lascia giocare. Poi vuole bloccare Scafidi. L'amico non ci arriva. Cavallaro rientra sul destro, sul sinistro. Palla per Losicco, di prima per Sanghez che si gira col corpo. Sanghez in mezzo per Scafidi che appoggia. Ha provato Scafidi a giocare di sponda. Sa spazza via. Borletti chiude bene con molta tranquillità, esce pallone al piede. Palla a lungolinea per Scafidi, tenta il tunnel, Scafidi fermato, poi tiene ancora il possesso, Scafidi riesce ad entrare, Scafidi passa, la palla che esce, sarà rimessa dal fondo per l'Athletic Club. Si arrabbia il mister con Scafidi perché vuole che gioca di più il pallone. Spazza via, palla che rimbalza, un tocco col braccio non li lascia giocare, c'è una spinta poi con la mano, l'arbitro non lo vede, sarà rimessa laterale per la Panormus. Bevilacqua alla battuta, Scafidi di prima in mezzo per Cavallaro che cerca lo scambio con Scafidi, ottima la palla di Cavallaro, Scafidi col destro la mette in mezzo, chiuso. Azione pericolosa della Panormus, ma la palla rimane ancora lì. Scafidi poi un sombrero, riesce ancora a spazzarla. Pennacchio allontana il pallone in rimessa laterale. Questa è battuta in mezzo al campo. Borletti, Cavallaro chiude, palla a sinistra per Losicco che vuole andare in velocità, forse c'è una trattenuta. L'arbitro però fischia, non ho capito che cosa ha fischiato. Fischia un calcio di punizione per la Panormus. Ha dato vantaggio qui il direttore di gara. Testa verde va alla battuta. Se poi gioca Albi, se poi gioca. Testa verde vicino a Pennacchio. Pennacchio va sulla stessa campo, Lomolino prova a passare, cerca il Cavallaro ma non riesce a prendere il pallone. Parte il contropiede dell'Athletic Club, buona la palla lungo linea, arriva Bevilacqua in chiusura, prende il pallonetto, palla che esce sul fondo, ha colpito il pallone d'esterno, che è il pallonetto.
testa verde, la Piparò, spazza via il pallone, Pennacchio, ancora una volta l'arbitro sotto davanti, ma c'è Scafidi che vuole andare via adesso, fa rimbalzare il pallone Scafidi, riesce a prenderlo, Scafidi palla per Sagnez, Sagnez rientra sul destro, va via Sagnez verso il fondo del campo, in scivolata arriva la chiusura del difensore dell'Athletic Club, si è rimessa laterale. Che di più il mister Scafidi, semplice rimessa laterale per la Panormus, bevi l'acqua alla battuta, tenta la rimessa lunga, batte in mezzo, spazza via di testa, palla che va in calcio d'angolo per la Panormus. Scafidi alla battuta, batte bene Scafidi, palla sporcata ancora dal difensore, sarà ancora calcio d'angolo per la Panormus. Cavallaro che va stavolta a battere dall'altro lato. Cavallaro batte bene in mezzo, la palla rimane lì, mette giù con il destro, Pennacchio ha provato a insaccarla sulla sinistra del portiere, ma si è fatto ancora una volta pronto il portiere dell'Athletic Club che dice di no. Gioca vicino, è buono lo scambio, Scafidi mette in mezzo questa palla rasoterra per Sagnez, non arriva nessuno, il capitano testa verde a calciare, respinto, Losicco, il destro di Losicco, che questa volta il portiere non può farci nulla, è Panormus che allunga adesso di 3 gol, prossimo gol di Losicco, tira sul palo del portiere, il portiere non può farci nulla. Sarà cambio anche per l'Athletic Club. Che numero è Riccardo? Che numero è Riccardo? 4 e 17. Si riparte 5-2 il risultato. D'Amico anticipa, Pennacchio allarga Scafidi che mette giù e vuole provare ad andare via. Scafidi gioca di nuovo per Pennacchio, allunga bene il pallone, c'è Sagnez lì davanti, Sagnez rientra, lascia lì il difensore, ancora Sagnez, il sinistro di Sagnez deviato, il portiere la fa sua. Di testa la spazio il difensore, Scafidi sbaglia il controllo, la Panormus, cambio anche per la Panormus, uscirà il numero 4 Pennacchio. Entra il numero 16 al posto numero 4 Pennacchio. Minutaggio possiamo giocare? 14. Ah, 14. Mancano 20, 21 allora. Inizia ora, Questa tra la battuta bevi l'acqua di testa. Nel frattempo c'è stato un cambio anche per l'atleta dell'Athletic Club, esce il portiere, c'è un tocco forse con la mano, infatti sì, dice l'arbitro, c'è il tocco con la mano e sarà calcio di punizione per la Panormus. C'è abbastanza defilata, andrà sempre Scafidi col sinistro a battere da lì. Ancora 20 sul cronometro. A posto
Ultima interruzione, giusto? Visto? Calcio di punizione. Battuto in mezzo da Scafidi. Poi attenzione che arriva Sanghez. Non riesce a spazzare via. Palla che esce rimessa laterale. Signore! Cavallaro! Dice rimessa laterale per i blu. Ancora una volta l'arbitro sbaglia e si confonde. Regala una rimessa laterale all'Athletic Club. Nel frattempo c'è un cambio da parte della Panormus. Esce Cavallaro con numero 10 ed entra numero 17 della Panormus. Attenzione perché c'è, tira la maglia, ma già la rimessa battuta. Sanghez lungo linea per Scafidi che volevano andare, esce bene il portiere e chiude subito la porta, spazza via. Testa verde di testa, ferma l'arbitro. Matti, andiamo di palla, Gabri. Falli giocare. Matti, falli giocare. Palla in possesso all'Athletic, subito in possesso Lomolino, anzi Lomolino, scusate il pressing, gli riesce a lavorare la palla Lomolino, c'è la trattenuta, infatti arriva il calcio di rigore per l'Accademia Panormus, c'è stata la trattenuta, bravissimo qui Lomolino a pressare subito l'avversario, mettendo in difficoltà, e adesso può arrivare il 6-2 per la Panormus. Andrà proprio lui, Lomolino, per siglare questa doppietta, dato che poco fa il portiere di prima gliel'aveva negata. Lomolino contro il portiere per allungare di 4 gol al 53esimo minuto di gioco. Non batterà Lomolino, anzi batterà Pinto, appena entrato con numero 17. Pinto! Quasi centrale, arriva il 6-2 della Panormus, partita che ormai ha preso tutt'altra piega da un arbitraggio poco discutibile, dati diversi errori a causare determinati eventi. Possesso Athletic, palla lungo linea, cerca l'esterno, il calcio, ma Lomolino riesce a prendere ancora il pallone. Lomolino, avvia Lomolino, lunga la fascia, Lomolino si allunga per il pallone, poi rientra, ancora Lomolino, può metterla in mezzo, deviato il cross, poi la mette in mezzo per Pinto, appoggia il numero 16 appena entrato pure, Sanghez prova a girarsi, non ci riesce, ma ancora possesso Panormus, gira Lomolino il destro, calcio d'angolo Panormus. Fiore! Mattia! Altro cambio della Panormus.
Entra il numero 14 al posto del numero 5. Cambio in difesa anche da parte della Panormus. Battuto il calciangolo corto. C'è forse fuori gioco, ma l'arbitro lascia giocare, mette in mezzo. Non arriva di testa a impattarla bene l'Omolino. Si è rimessa al fondo Athletic. Rimessa al fondo battuta. Ottimo qui, tanto Anastaso. Poi Pinto, gioca vicino a Sanghez. Sanghez con sinistra, spinto l'Omolino. Altro gol sbagliato di poco da parte della Panormus. Rimessa laterale Athletic Club. Questa è la battuta, palla per Sanghez, prova a imbucarsi dentro, riesce a tenere ancora il pallone, troppo lungo. Rimessa dal fondo Athletic Club. Sembrava una partita equilibrata al primo tempo, ma poi la Panormus ha deciso di fare sul serio. Giocare gli avversari, ancora la Panormus ha preso il pallone. Sanghez si gira e tira. Velleitario questo tiro. Tira che accompagna sul fondo. Pazza via. Ancora una volta Santo ha stato tutti i palloni. Pinto vuole provare il sinistro. Poi arriva un'ottima parata del portiere che dice di no. È stata buona intenzione qui di Pinto. Mettere giù il pallone, coordinarsi, ha avuto tutto il tempo per fare ciò. Poi sinistro quasi centrale, il portiere che riesce ad avere in calcio d'angolo, che viene battuto adesso, il poi di testa, arriva il testa verde, palla che sfiora la traversa di poco. Arbitro! Si è rimessa al fondo Athletic. Arbitro! Arbitro! Sostituzione! Altro cambio da parte dell'Athletic. Basti. Zanca! Nino! Che numero hai Zanca? Poi 20 per il 3. Mano, la mia. Entra il 13 per il 20. Esce il 20 e dentro il 13. Esce il 20. Altra sostituzione anche della Panormus. Uscirà D'Amico al posto del 15. Che numero hai? Che numero hai? Argento? Argento! Che numero hai? Il 14. Ascolta Albi, Albi, dammi una mano, che stai giocando a centrocampo. Dai. Altro anticipo. Pinto prova a girarsi per Santo Anastaso. Insomma rientra, viene anticipato a parte il controllo dell'Athletic Club, ma c'è un attimo chiuso, l'arbitro fischia il calcio di punizione per l'Athletic Club. Sì, bravissimo, chiedi scusa, vedi che si è fatto. Ma più avanti, Giacalone!
Basta l'arma di migliore. Albi, la postura, Alberto, la postura. Spazza via il difensore Athletic Club. Poi prova il difensore centrale a spazzarlo via. Rimessa laterale per l'Athletic Club. Battuta rimessa laterale. Di testa verde a spazzare via. Poi con il destro a volo. Palla che esce. Rimessa al fondo. Quanto ti manca? Testa verde spazza via il pallone per Pinto, che bene mette giù questo pallone, allarga questo pallone poi per Sanghez, ci arriva, esce il portiere, mette giù, Bevilacqua che protegge il pallone. Altro cambio da parte della Panormus, esce il portiere. Palla lunga, la palla che arriva, non è entrato Vicari, testa verde, ci sono 3 maglie blu, Massimiliano non riesce a prendere il pallone Maglienti, eccolo Maglienti riparte dietro, gira dietro, riparte da Michiché, testa verde, esce bene la Panormus, poi prova Maglienti su questo pallone ma non ci arriva. Ancora Maglienti che recupera bene il pallone, va via però adesso Lomolino, c'è la trattenuta di maglia e qui forse arriva infatti diretto il cartellino giallo da parte dell'Athletic Club. È andato via Maglienti, anche Lomolino era partito. So quanto è pericoloso l'avversario Lomolino quando parte. 63 sul cronometro. Partita ferma adesso sul 60, sul 6-2. Testa verde direttamente dentro l'area, attenzione perché la palla rimane il destro, poi d'esterno di Sant'Anastaso, palla che esce di destra Sant'Anastaso per il numero 11, riesce a prendere il pallone. Poi Maglienti protegge bene il pallone, infatti arriva forse il calcio di punizione ma l'arbitro lascia giocare. Ancora Maglienti, ma poi lo Sicco, c'è un po' di confusione. Tanto parla per Pinto che gioca per Sant'Anastaso che si ferma, poi mette questo pallone in mezzo. Ancora Pinto di prima, poi Sant'Anastaso mette di nuovo in mezzo, chiuso poi col destro la Sanghez ma non riesce. Attenzione perché ha tirato il portiere in contropiede ma